Uno schianto terribile lungo la Pontebana contro un ponticello in cemento. L'auto ha preso fuoco intrappolando senza scampo il passeggero. Dopo 3 giorni è stato identificato il corpo della vittima. Si tratterebbe di Pietro Nocera, 31 anni, originario di Modena. L'uomo si era trasferito nel Trevigiano nel 2024 per motivi di lavoro. Aveva trovato impiego come libero professionista nei call center che propongono contratti energetici. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Per l'ufficialità resta però la prova del DNA che sarà effettuata in queste ore. Non si esclude che possa essere svolto anche un esame autoptico nell'ambito del fascicolo per omicidio stradale che è stato aperto dalla Procura di Treviso a carico del guidatore trentenne di Tavagnacco. L'identificazione si è rivelata particolarmente complessa perché il rogo ha distrutto completamente i documenti presenti nel veicolo. La famiglia di Pietro Nocera è arrivata in queste ore nella Marca ed ha raggiunto il luogo dell'incidente. Rimane in gravi condizioni invece ricoverato in prognosi riservata il conducente della vettura, trentenne della provincia di Udine. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il gravissimo incidente è avvenuto dopo una serata tra amici. I due uomini si sarebbero conosciuti in un locale il giorno della tragedia. Poi sono saliti in auto a Nervesa della Battaglia, il drammatico incidente. L'auto, dopo una manovra di sorpasso, è uscita di strada finendo contro il ponticello. Le fiamme hanno avvolto immediatamente l'abitacolo. L'automobilista è stato estratto vivo, ma in gravi condizioni. Per il 31enne modenese non c'è stato nulla da fare.